E com'è buona sta mozzarella! Ieri sera avevo degli amici a cena e volevo preparare qualcosa di semplice e veloce, ma allo stesso tempo buono e fresco. Inizio a tagliare dei pomodorini a metà e li sistemo su una teglia con la parte del taglio verso l'alto. Un pizzico di sale e in forno per 4 ore circa. Poi prendo una bella mozzarella e la poggio sul tagliere. Con un coltello taglio poi la parte superiore, scavando poi tutta la parte interna che ci servirà in seguito. Una volta svuotata la mettiamo da parte. Tagliuzziamo poi la parte interna della mozzarella a pezzettini. Versiamo tutto in una ciotola. Aggiungiamo i nostri pomodorini confit, un cucchiaio d'olio e spezie. Mescoliamo per bene tutto. Riprendiamo la nostra mozzarella. La riempiamo con il nostro composto preparato prima. Un filo d'olio a crudo, un po' di spezie e buon appetito!